signora, sì. Sì. Non voleva altro che soldi, 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 soldi. Sì. Ma era giusta. Ma Ma poteva essere messa via che tutta la diletta. Diletta, figlia maggiore dei coniugi Miattello, fermata e ora in carcere a Verona come principale sospettata della morte della mamma Maria Angela e del ferimento del padre Giorgio, gravissimo in ospedale. Domani per lei è stato fissato l'interrogatorio di garanzia. Potrebbe essere quello il momento della verità, l'occasione per la 51enne per spiegare le ragioni che possono averla portata a compiere un gesto così efferato. Che la donna fosse dipendente economicamente dalla famiglia era cosa nota tra i vicini che tanto amavano la famiglia Miattello. Maria Angela, ex insegnante e donna sempre discreta, e il padre Giorgio, già sopravvissuto ad una grave malattia. È stato tanto tempo a Padova. quindi hanno già sofferto tanto. Sofferto tanto. Giorgio Miattello è ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni restano gravi ma sono stabili. Sempre per domani è stata fissata l'autopsia sul corpo di Maria Angela, servirà per capire cosa ne abbia causato la morte ed è certo intanto che l'omicida abbia usato dei vasi per colpire i coniugi alla testa e poi dei cocci per ferirli al volto, una furia omicida spiegabile solo se si esclude la premeditazione. Chiara, la figlia minore della coppia, si è chiusa nel silenzio nella sua villetta a Cittadella. A lei il padre avrebbe sussurrato il nome della figlia, nell'intento, pur nel dolore straziante delle ferite del corpo, di portare gli inquirenti sulle tracce della sorella.